trovato l'acqua, Amerigo. Cosa significa questo, l'acqua, quel parte? Questo è un grande significato. Questa che vediamo è un angolo meraviglioso di Udine, la roggia di Udine, che insieme alla roggia di Palmanova, che vedremo su piazza Primo Maggio, sostanzialmente ha consentito lo sviluppo urbano di Udine. Prima era a Mercato Vecchio, poi con lo sviluppo del cuore è stata progressivamente spostata finché appunto non è stata definitivamente fissata in questo punto. Del primo centro storico di Udine, del cuore del centro storico, quello che ha dato il là a tutto lo sviluppo della città, siamo proprio in corrispondenza delle mura cittadine della seconda cerchia. La prima cerchia era sul Colle del Castello e poi quando la città si è sviluppata con il primo cuore, che vediamo qui di infilata su piazza San Giacomo, è stato fasciato dalle mura cittadine della seconda cerchia. Come vediamo su queste mura sono state costruite anche volumi edilizi, case, bar, negozi di vario tipo. E quello che è notevole è che poi questa seconda cerchia sarebbe stata parte anche della terza cerchia, cioè quella che agganciandosi ad essa ha avvolto poi l'ulteriore sviluppo del centro storico di Udine. Amerigo, mi stai portando in tondo. Stiamo andando per un caso oppure ha un significato? Dimmi. No, non stiamo andando a caso, ma stiamo seguendo un circuito preciso dove tocchiamo tutti i punti significativi dello sviluppo che ci illustrano lo sviluppo della città. Noi qui siamo all'incrocio fra via Zanon e Borgo Poscolle e già possiamo notare come la curiosa somiglianza fra via Zanon e il Mercato Vecchio, e infatti anche questa potremmo considerarla una piazza lunga, o almeno lo era prima dell'apertura di via del Gerso e prima dell'apertura di via Cosattini. Vediamo che è in curva, vediamo che ha larghezze progressivamente decrescenti, esattamente come Mercato Vecchio, e come Mercato Vecchio ci fa vedere, insieme alle vie intermedie, via Canciani, via Sarpi, come lo sviluppo urbano del centro storico di Udine sia partito dal colle suggestivamente come un sistema a onde, no? Parallele ai piedi del colle. Mi avevi detto questo posto particolarmente importante. Perché? Sì, perché qui osserviamo in contemporanea tantissime cose del centro storico di Udine. Intanto vediamo come questa parte del centro storico sia più squadrata viabilisticamente e anche interessata da edifici moderni oltre che antichi. C'è un incrocio fra antichità e modernità ed è importante perché mette in relazione direttamente un asse della città importantissimo come via Savoriana, che collega direttamente, funzionalmente, il municipio addirittura con la stazione. Proseguendo diritti di qua arriviamo infatti a via Roma e alla stazione. E poi vediamo anche tutta una serie di interventi impropri che sono stati fatti nel Novecento, che hanno un po' alterato le caratteristiche del centro storico, a cominciare dall'apertura di allargamento di questa strada, che ha alterato la prospettiva del Duomo, che prima era una lenta conquista ed emergeva e è saltato all'interno del tessuto urbano, e adesso invece vede molto diminuita la sua importanza.